Eccola la Kia Picanto con la quale ieri si è dileguato il bandito che, secondo il racconto di mamma e figlia di Marcon, le avrebbe tenute in ostaggio nella loro utilitaria blu dal parcheggio del centro commerciale Vale Center alla zona della Liper di Casale sul Sile. Il ritrovamento in mattinata in via Rossini a Mogliano Veneto a insospettire passanti e carabinieri il frettoloso parcheggio a cavallo tra due stalli, uno dei quali riservato ai disabili. I militari della compagnia di Treviso hanno immediatamente avvisato i colleghi di Mestre che conducono le indagini che hanno svolto i rilievi del caso, quindi l'auto sotto sequestro è stata portata via dal carro attrezzi. All'interno dell'abitacolo una borsa da donna con ancora alcuni effetti personali e il telefono cellulare e la spesa fatta ieri mattina da madre e figlia. Si cerca ogni traccia utile a risalire all'individuo, un italiano, stando al racconto delle vittime, tarchiato con cadenza romagnola, che pistola in pugno sarebbe salito in macchina con loro al parcheggio. Un ricercato internazionale avrebbe raccontato alle due donne, mamma di 55 anni e figlia di 27, e che voleva solo allontanarsi da quel luogo, forse troppo affollato. E una volta impossessatosi di bancomat, soldi e una sciarpa delle vittime, le avrebbe scaricate proseguendo la sua corsa fino al confine tra Mogliano e Mazzocco, non prima del tardo pomeriggio di ieri, dove ha abbandonato in fretta e furia la macchina. Le indagini proseguono per dare un'identità al bandito, al setaccio i filmati delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private della zona.